Siamo con Boscolo Beniamino, segretario locale di Forza Italia. Oggi è un giorno di lutto. Eh sì, oggi è asceso al cielo Silvio Berlusconi, il nostro presidente del movimento di Forza Italia, e quindi per noi è una giornata triste, ma penso sia triste anche per gli italiani, per l'Europa e nel mondo, perché come personaggio è stato un personaggio che ha avuto, per quanto riguarda la politica, gli ultimi 30 anni un protagonismo eccezionale, sia in maggioranza che all'opposizione, sia in Italia che in Europa, ma anche nel mondo, con tutti i ruoli, gli impegni che ha avuto. Una persona che ha avuto sempre successo. Quando è partito tanti decenni fa con il settore edilizio ha costruito Milano 2, poi nella comunicazione e l'editoria con tutte le società che oggi sono anche quotate in borsa, e quindi un personaggio veramente che ha fatto la storia. E come succede nella vita, ogni bella esperienza finisce, ed è arrivato malconcio a 86 anni con tutti i problemi di salute che ha avuto, e ci ha lasciato. Comunque l'esempio di determinazione, di entusiasmo e le iniezioni di fiducia che ha rinnovato in tutti i settori del lavoro, ma anche dello sport. Adesso parlo da juventino, ma va riconosciuto che quando era presidente del Milan ha vinto tutto, ha avuto dei grandi successi, e anche con il Monza, per dire, una squadra, se vogliamo, da un certo lato minore, l'ha fatta risalire fino alla Serie A, portando recenti successi. Quindi condoglianze ovviamente a tutta la famiglia, a tutti gli amici del cuore e a tutti coloro che in Forza Italia hanno sempre creduto e continuano a credere, e il futuro sarà quello che dovrà essere, insomma. Infatti non parliamo oggi, in questo momento è un momento di riflessione, eventuali progetti o altro partiranno. Lasciamo che il tempo guarisca qualche ferita e che in maniera più lucida chi di dovere poi faccia determinate scelte. Il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. L'intervento che avete sentito del ministro Salvini è stato pubblicato il 7 giugno scorso durante la question time alla Camera dei Deputati. Oltre ad tutta una serie di misure restrittive per chi diciamo guida in stato di ebbrezza, avete sentito il ministro stesso, quindi c'è tutta una serie di inasprimenti, una nuova serie di misure per quanto riguarda le biciclette, e quindi obbligo della targa, obbligo dell'assicurazione, casco e obbligo delle frecce. Il ministro nella risposta a alcune interrogazioni parla di biciclette e di monopattini. Ecco, allora speriamo che questo intento venga mantenuto. Sul Corriere del Veneto è stata riportata invece, diciamo, le resistenze di alcuni costruttori, presumiamo di biciclette elettriche, che dicono un'idea sciagurata. Invece, al contrario, è un'idea che vediamo proprio nella nostra città, calzerebbe proprio a proposito, perché purtroppo sia adolescenti, ai quali diciamo siamo stati tutti quanti giovani, e quindi avere in mano una bicicletta elettrica che fa i 40-50 all'ora, io credo che non sia proprio la responsabilità degli adolescenti, ma di chi costruisce quelle biciclette e anche dei genitori che gliela acquistano e magari non pensano a farsi mettere il casco, avere un'assicurazione e tutto quel che segue. Quindi se il governo veramente manterrà queste indicazioni, la circolazione delle città, ma anche ovviamente in primo luogo a Chioggia, che abbiamo la città dove c'è il maggior numero di biciclette elettriche probabilmente che in tutto il resto, che rispetto ad altri paesi,
e l'assicurazione sarà sicuramente più sicura. In caso di incidente ci sarà l'assicurazione e probabilmente col casco anche gli incidenti saranno meno gravi. Tra l'altro è anche, diciamo, senz'altro andrà a dissuadere chi utilizza le biciclette per scopi assolutamente illeciti. E i costruttori di biciclette che vadano, sapete dove, sì? SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Un recente studio pubblicato sul New York Times ha rivelato una scoperta sorprendente nel regno dei coccodrilli: la partenogenesi, ovvero la nascita di una prole senza il coinvolgimento di un maschio. Una femmina di coccodrillo in uno zoo della Costa Rica ha deposto una serie di uova, nonostante vivesse da sola da 16 anni. Alcune di queste uova si sono sviluppate in modo normale, ma una di esse ha prodotto un coccodrillino morto ma perfettamente formato. La ricerca, condotta da un team di scienziati, indica che il coccodrillino era un partenogeno, cioè il risultato di una nascita virginale in cui il materiale genetico proveniva esclusivamente dalla madre. Questa è la prima volta che la partenogenesi viene osservata nei coccodrilli, aprendo interessanti ipotesi sulla possibilità che anche pterosauri e dinosauri potessero avere questa capacità riproduttiva. La partenogenesi avviene quando un'ovocellula si sviluppa nel corpo della madre, dividendosi ripetutamente fino a generare un prodotto finale con metà dei geni necessari per un individuo completo. Questo processo comporta la fusione di uno dei corpi polari, piccoli sacchi cellulari contenenti cromosomi, con l'ovocellula stessa. La scoperta nei coccodrilli suggerisce che la partenogenesi potrebbe essere stata ereditata da un antenato comune a uccelli, lucertole e serpenti. Tuttavia, i coccodrilli si sono evoluti molto prima di molti altri animali partenogenetici. Nuove prospettive sulle specie che potrebbero aver acquisito questa capacità nel corso dell'evoluzione. Sebbene la partenogenesi possa consentire a una specie di sopravvivere in periodi in cui non sono disponibili compagni, gli individui nati attraverso questo processo non sono sempre i più sani. Tuttavia, gli avanzi di DNA e l'analisi genetica hanno dimostrato che la partenogenesi è più diffusa di quanto si pensasse in passato. Mentre la conferma della partenogenesi nei dinosauri e nei pterosauri richiede ulteriori ricerche e l'analisi del DNA, gli scienziati ritengono che questa capacità potrebbe essere stata presente anche in queste antiche creature. Nonostante non si possa mai dimostrare con certezza, questa scoperta suggerisce che i dinosauri potrebbero aver avuto la capacità di riprodursi anche in assenza di un partner. Il Palio della Marcigliana fa il suo ritorno a Chioggia, giungendo quest'anno alla 33esima edizione, appuntamento suggestivo e molto atteso che trasporterà la città nel Trecento, grazie alla regia attenta del Comitato e delle Contrade del Palio, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Chioggia. Dal 16 al 18 giugno prossimi i residenti e turisti potranno rivivere le atmosfere storiche, configuranti, costumi e rievocazioni dei fatti salienti che hanno segnato il destino di Chioggia. Le 5 contrade cittadine e poi il palio, i balestrieri, i musici, i balli, i mestieri, i mercanti, i pellegrini, il commercio del sale, i tamburini, gli spadaccini, i giullari e i falconieri. Un importante lavoro di preparazione che dura un intero anno e che sarà apprezzato lungo tutto il terzo fine settimana di giugno.
Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha evidenziato l'importanza del Palio come uno degli eventi più attesi della città. Ricordiamo che proprio una delegazione della Marcigliana ha accolto i primi crocieristi giunti al porto ai Saloni, aprendo una nuova via di turismo per la città. L'assessore alla cultura del comune di Chioggia, Elena Zennaro, ha sottolineato che il Palio della Marcigliana rappresenta un impegno costante dei volontari che lavorano duramente durante tutto l'anno per preparare l'evento. Ha elogiato il coinvolgimento delle contrade nel promuovere l'evento a livello locale e internazionale, in particolare attraverso la collaborazione quest'anno con le scuole e l'interconnessione tra le città del Sale. Il presidente del comitato Palio della Marcigliana di Chioggia, Sandro Nordio, ha evidenziato l'importanza di coinvolgere anche le scuole nell'evento. Durante l'anno scolastico appena concluso sono stati coinvolti circa 300 alunni della scuola primaria Caccin di Sottomarina, insieme agli studenti degli istituti superiori Cestari Veronese. Un centinaio tra i più piccoli li rivedremo la mattina di sabato, partecipando attivamente nella rappresentazione con ciò che hanno imparato durante l'anno scolastico appena trascorso e mostrato al pubblico in occasione della festa di primavera a Scuola di Marcigliana, organizzata dalla scuola Caccin in collaborazione con le contrade. Qualche piccolo problema logistico impedirà a Ultra Venam di svolgersi secondo i programmi previsti, ma quello che fu il nuovo ingresso lo scorso anno è riconfermato in questo, anche se in forma più parca rispetto al preventivato. La diretta su Rai 3 del tiro delle balestre grosse da banco è un'ulteriore conferma, non così scontata visto i tagli che colpiscono anche gli enti pubblici, e vedere la cura con cui la Rai vuole evidenziare l'evento ha un profondo significato. Sagra di Valli, fino al 12 giugno. Ogni sera vengono serviti 40 kg di tagliatelle, 40 kg di gnocchi, 130 kg di costine, una sessantina di polli e altrettante salsicce, consumato un bancale di legna per le braci. Chiuso martedì 6 giugno. Al nastro di partenza la rassegna estiva Chioggia che Storia, un mare di cultura, organizzata dall'Assessorato alla Cultura della città di Chioggia in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Arte Ben, Regione del Veneto e la Proloco di Chioggia. Questo evento promette di offrire un ricco cartellone di spettacoli ed eventi culturali per tutti i gusti e tutte le età. Oltre al teatro per i piccoli e a quello per i grandi, riprende lo spettacolo itinerante Baruffe in Calle dal 1 al 5 agosto, 25esima edizione. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, si è mostrato entusiasta dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di collocare gli appuntamenti della rassegna estiva negli angoli più suggestivi della città. In questo modo lo spettacolo si fonderà con lo scenario naturale di Chioggia, regalando al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. L'assessore alla cultura del comune di Chioggia, l'avvocato Elena Zennaro, ha annunciato con entusiasmo la collaborazione con Arte Venna anche per la stagione estiva 2023. Saranno presentati spettacoli per i più piccoli con le favole sul ponte a cura di Zelda Teatro che si terranno in piazza Vigo alle ore 21:15. La protagonista di queste rappresentazioni sarà Libricina, un personaggio che viaggerà intorno al mondo alla ricerca di nuove storie da condividere con i bambini. Un modo per stimolare la passione per la lettura e l'immaginazione dei più giovani. Le date degli spettacoli sono i lunedì 26 giugno, 3, 17, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Inoltre Palazzo Grassi diventerà la location dei racconti d'estate con 4 appuntamenti che ospiteranno importanti artisti del panorama teatrale, cinematografico e musicale italiano. Gli spettacoli inizieranno alle 21 e il fil rouge che li collegherà sarà la musica. Non mancheranno nemmeno le attesissime Baruffe in Calle, quindi uno spettacolo itinerante ideato e realizzato da Pierluca Donin, tratto dalle Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni. Giunta alla sua 25esima edizione, questa rappresentazione avrà luogo dall'1 al 5 agosto, seguendo la tradizione, coinvolgerà attori, musicisti, danzatrici, creando un'atmosfera unica nelle calli Rive Campielli, partendo dall'isola di San Domenico e fermandosi ai piedi del Ponte Scarpa in 3 tappe. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.